tutti, siamo del Comitato di Solidarietà EHL Milano, amici e amiche del Paese Basco. Volevamo leggere un brevissimo comunicato sulla politica di dispersione che lo Stato spagnolo applica verso le prigioniere e i prigionieri politici baschi, andando contro lo stesso codice penale spagnolo. Secondo il codice penale, un prigioniero deve scontare la sua condanna nel carcere più vicino al suo luogo di origine, per evitare lo sradicamento familiare e sociale. Ciò non avviene per 354 prigioniere e prigionieri politici baschi, incarcerati fino a 1000 km di distanza dal loro luogo di origine. Ciò provoca gravi conseguenze per i prigionieri e per i loro familiari. Oltre alle chiare conseguenze economiche, fisiche e organizzative che i lunghi viaggi verso le carceri spagnole comportano, la dispersione ha anche una conseguenza molto più grave. Negli ultimi 3 anni ci sono stati 86 feriti e 16 morti tra i familiari dei prigionieri in incidenti stradali, avvenuti mentre si recavano nelle varie carceri dello Stato spagnolo a visitare i loro cari. Vogliamo dunque esprimere tutta la nostra solidarietà ai prigionieri e ai loro familiari e chiediamo che la politica di dispersione termini immediatamente. L'ora è stata statutaria. Buon concerto.